Cari amici di Pianura News, oggi siamo al Vinitaly di Verona, una delle più grandi rassegne internazionali del vino. Siamo in compagnia del presidente del consorzio Merlara DOC, Luigino De Togni. È qui con noi nel suo stand e rappresenta una delle cantine più importanti della Bassa Padovana, direi l'orgoglio del montagnanese. Oggi è un giorno molto importante per la DOC Merlara che rappresento. Dopo 10 anni dalla nascita di questa DOC, una DOC giovane che ha fatto molta strada però in modo particolare nell'ultimo triennio. 3 anni fa al Vinitaly abbiamo vinto una gran menzione con un nostro prodotto. Oggi i nostri prodotti, grazie alla collaborazione e la fusione che abbiamo fatto con la cantina di Colognole e poi abbiamo costituito la Colis Veneto Wine Group, il nostro prodotto viene esportato in tutto il mondo. Questa rassegna ha una partecipazione in termini di prodotti veramente interessante, ma ce n'è qualcheduno in particolare? Innanzitutto noi non ci sentiamo inferiori a nessuno, riconosciamo la nostra piccola dimensione, però in termini di qualità, senza voler peccare di presunzione, abbiamo una qualità molto elevata. E poi noi vogliamo valorizzare il nostro territorio. Il territorio della Bassa Padovana, della grande pianura veronese, credo che ha delle peculiarità molto importanti e riusciamo a avere dei vini ottimi come altri prodotti ottimi. Alle nostre spalle vediamo il prosciuttificio Brianza, ma abbiamo anche altre tipologie, dalla frutta e quant'altro. Il prosciutto crudo dolce di Montagnana è stato spesso associato ai vostri vini, ma quale si abbina meglio? È difficile a dire a quale si abbina meglio, perché noi abbiamo il Marzemino, che abbiamo fatto anche il concorso l'anno scorso al concorso enologico abbinato alla festa del prosciutto, che ha dato ottimi risultati. Poi abbiamo la Malvasia, una Malvasia d'Istria che può essere anche questa abbinata al prosciutto, e senza dimenticare i rossi. Poi noi produciamo, che non fa parte della DOC Merlara, del prosecco. Allora le abbiamo per tutti i gusti, ognuno riesce col proprio palato ad associare a questo prodotto un vino. Per me personalmente è la Malvasia che io abbinerei al prosciutto, però lasciamo ampio spazio al consumatore. Oggi il vino del suo consorzio ben figura nelle tavole del montagnanese come elemento costitutivo della nostra cucina. Che cosa consiglierebbe ai nostri amici del montagnanese, della Bassa Padovana? Come ho detto prima, ce n'è per tutti i gusti. Io credo che la Malvasia, la nostra Malvasia prodotta dal consorzio Merlara DOC, è un prodotto che si presta dall'aperitivo, si presta a tutto pasto. Per non parlare del prosecco, per non parlare del moscato giallo, può essere consumato come prodotto in purezza, come può essere consumato come taglio per altre tipologie. Si è aggiunto a noi il presidente della Coldiretti della provincia di Padova, Marco Calaon, anche lui produttore di un ottimo vino, il Marco IV, che ben figura con quali alimenti? Marco IV è un'espressione particolare dei Colli Euganei, non è neanche una DOC, però essendo un rosso strutturato, si abbina, direi, visto che abbiamo il prosciutto di Montagnana di fronte, direi che quel prosciutto ci sta benissimo, ma ci sta anche con quelle carni che conosciamo noi, che fanno parte della tradizione veneta, quindi carni rosse va benissimo. Quale contributo dà il vino e l'enogastronomia in generale all'attrazione turistica? Ricerche fatte dimostrano che il turismo in Veneto, il primo posto sicuramente sono le bellezze architettoniche, le bellezze ambientali, però al secondo posto arriva l'enogastronomia, quindi il vino abbinato ai nostri cibi è un punto di forza per far sì che la nostra regione e quindi anche la provincia di Padova siano polo attrattori di turisti di tutto il mondo. Nel nostro territorio il binomio beni culturali ed enogastronomia a che punto è in termini di sinergie per la promozione di azioni tese a portare sul nostro territorio il visitatore straniero? Credo che abbiamo imboccato un percorso che possa dare delle buone possibilità, e questo lascia pensare che se useremo bene queste carte avremo un'opportunità molto importante da qui a un domani molto veloce.
Presidente De Togni, qual è il vino più apprezzato del Merlara DOC all'estero? Questa è una domanda molto difficile. Abbiamo venduto, come l'ho detto prima, tutto il Marzemino in Inghilterra e in mercati scandinavi. E poi abbiamo la Malvasia, che sono le nostre due punte di diamante per quanto riguarda la DOC Merlara. Al Consorzio Vini Merlara DOC la passione per il territorio, per la buona terra, per le buone produzioni, per le nostre tradizioni e la cultura non mancano. Non manca soprattutto la passione per il buon vino e non mancano le prospettive di successo. Vendiamo quindi al Consorzio Vini Merlara DOC.